Lavori in corso a San Michele di Pagana per ripristinare la spiaggia e il molo prima di Pasqua. Ottimismo fra i commercianti che hanno riaperto dopo la mareggiata. Partiti i lavori per la realizzazione di un parco giochi e del campetto della parrocchia di Santa Maria del Campo a Rapallo, uno spazio atteso da anni dagli abitanti della frazione. Completate le operazioni di rimozione del suegno arenato al centro del golfo di Rapallo dopo la mareggiata. 2 le gru in azione che hanno sollevato lo yacht. Proseguono i rilievi per scattare foto tridimensionali dei ponti sul Rupinaro a Chiavari. Festa a Rapallo per i 100 anni della signora Rosanna Ridone alla residenza Anni Azzurri è stata circondata dall'affetto della famiglia. Più di 205 milioni di euro assegnati dalla Regione ai comuni colpiti dal maltempo di fine ottobre, 700 mila euro a Sesti Levante per il ripristino di Renà, 483 mila per la passeggiata di Zoagli. Riqualificazione energetica, rifacimento dei servizi, creazione di nuovi laboratori didattici sono gli interventi che stanno per essere completati nelle scuole di Santa Margherita Ligure. Per rifinanziare il servizio di bus navetta dal Tiguglio all'aeroporto di Genova servono 150.000 euro. ATP ha chiesto un contributo a ciascun comune, ma ad oggi la cifra non è stata raggiunta. Il forum delle associazioni familiari invita i candidati a sindaco del Tiguglio ad attuare politiche pro family. 2 le proposte, un assessorato ad hoc e un tavolo permanente di confronto. Sport e formazione, i temi al centro dell'incontro del progetto Credere con l'ex calciatore Beppe Bergomi e Samuele Robbioni. Oltre al talento serve l'allenamento e l'impegno costante. Approvato dai sindaci della conferenza dell'ASL 4 il bilancio di previsione 2019 che chiude a 222 milioni di euro. L'azienda deve fare fronte al taglio di oltre 1 milione di euro di trasferimenti regionali. La sezione diocesana della Fondazione Antiusura conferma il suo impegno per affiancare le persone in difficoltà, 14 finanziamenti erogati a fronte di 72 casi ascoltati. Il tema della lotta alla plastica in mare è al centro della campagna della Lega Navale Italiana, quasi 200 gli studenti coinvolti. Bracciate di solidarietà al trofeo Chiara Rama organizzato da Rapallo Nuoto, 200 gli atleti in vasca per offrire sostegno ai familiari e al personale del guscio dei bimbi dell'Istituto Gaslini. Un uomo può essere irregolare ma la sua dignità è prioritaria. È il messaggio emerso a Chiavari al convegno Nessuno è illegale. A confronto il decreto sicurezza e il documento Fratellanza Umana. Primi trasferimenti a Lavagna e qualche nuova assunzione, clima di ottimismo per l'ASL 4, ma il cammino è ancora lungo, l'opinione del Comitato Assistenza Malati Tiguglio durante l'Assemblea dei Soci. Quasi 2000 persone a Seste Levante per la giornata in memoria delle vittime delle mafie, il Tiguglio scelto per tenere alta l'attenzione sulle dinamiche di infiltrazione e radicamento criminale. Un saluto a tutti e bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la Settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, andiamo a Rapallo, in particolare a San Michele di Pagana per fare il punto dei lavori di ripristino della spiaggia, sentendo anche le voci dei commercianti della zona. E sempre a Rapallo sono partiti i lavori per la realizzazione di un campo di calcio e un parco giochi nello spazio che è al di sotto della chiesa di Santa Maria del Campo. Vediamo i servizi. Una cosa proprio da piangere, perché l'acqua del mare si era gonfiata talmente tanto che qui c'era l'acqua e le onde passavano oltre. La ricordano così gli abitanti di San Michele di Pagana la notte della mareggiata. Oggi, a quasi 5 mesi da quella notte, stanno procedendo spediti i lavori per rimettere in sesto almeno le spiagge e il molo per l'attracco delle imbarcazioni dei diving. I commercianti, per parte loro, hanno riaperto dopo settimane di lavori. La data per tutti, sia per i privati che per il comune di Rapallo, è la Pasqua. Come vede abbiamo aperto la gelateria l'8 di marzo. I locali qua a fianco avevano aperto a dicembre con estremo sforzo, però ci sono riusciti. Piano piano tutti i ristoranti, le attività anche a Trelo riapriranno entro quel termine. Abbiamo la fortuna di avere una squadra molto attiva, molto efficiente, c'è tanto da fare perché i danni sono stati ingenti, però hanno detto che entro fine mese dovrebbero terminare tutto, quindi noi ci crediamo. Noi siamo molto ottimisti e speriamo che per Pasqua
perlomeno sia la spiaggia sia pulita, che siano levati comunque tutti i pericoli che ci sono per i bambini, e perciò no, siamo ottimisti. All'inizio è stato molto deprimente, sì. Come avete lavorato in questi mesi? Bene, bene, bene. Ci siamo tirati sulle maniche proprio e abbiamo ricominciato tutto da capo, perché io personalmente ho perso tanto. Chiaramente ora si aspetta il completo ripristino del fronte mare. E rifanno il pontile, questo pontile lo rifanno perché in effetti d'estate lì ci passano i sommozzatori, i bagnanti, i barcaioli. Questo qui è proprio il punto numero 1 di San Michele. Adesso l'ultimo step per quanto riguarda le spiagge, vanno fatti dei ripascimenti non strutturali, però che riportino la linea di battigia originaria, perché quella serve per garantire un minimo di protezione alla baia. A San Michele succede questo fatto qui, che d'estate c'è un'infinità di gente e d'inverno spariscono tutte. E l'inverno è lungo. Un po' di turisti si stanno vedendo? Si vede un po' di gente nel fine settimana. In settimana la gente lavora e quindi se ne vede un po' meno. E avendo la spiaggia poco agibile, anche magari le nonne con i bambini vengono un po' meno rispetto a prima. Abbiamo fiducia che per aprile la situazione si raddrizzi. Questo devo dire è proprio un giorno di grande gioia, perché è un sogno che si realizza veramente. Santa Maria è una bella realtà di tanti bambini, di tante persone anziane, e anche ci mancava proprio, devo dire, uno spazio per trovarci, per giocare assieme, per stare insieme, chiacchierare. Insomma, è veramente, devo dire, un sogno che si realizza. Che cosa verrà realizzato in questo spazio verde? Allora, sostanzialmente il progetto è organizzato in 2 zone. La prima, che è nella parte bassa, è costituita da un'area giochi, quindi divisa per fasce di età, per i bambini più piccoli, più grandi, una zona altalene, e invece nella parte alta, e questa parte verrà realizzata dal comune, mentre nella parte alta ci sarà un campo polivalente a 5 con i relativi spogliatoi, che invece sarà parte realizzata dalla parrocchia. La tempistica di questo intervento? Partiamo oggi, credo realisticamente che per l'autunno potremmo inaugurare l'area giochi di proprietà comunale, tempi un pochino più lunghi per ciò che concerne il campetto a 7 di proprietà della parrocchia, che sta raccogliendo significativi contributi, coinvolgendo in primis il Comitato Festeggiamenti Santa Maria e poi tutte le altre aggregazioni, associazioni della nostra frazione che collaborano fattivamente in questo importante progetto. Il comitato si darà da fare per raccogliere fondi? Il comitato già negli anni scorsi ha deciso di collaborare, tutti gli introiti dell'anno scorso della festa dell'Assunta sono stati devoluti, ricavati completamente per questa opera, e allo studio anche parecchie iniziative per continuare a finanziare l'esecuzione dell'opera. C'è bisogno di uno spazio di questo tipo? C'era bisogno? C'era bisogno sicuramente, perché Santa Maria è una frazione grande con tanti abitanti, con tanti bambini, tante famiglie, quindi sicuramente finalmente. Io sono 35 anni che abito ormai a Santa Maria, contavo di farci giocare le mie bimbe e adesso ho la nipote, giocherà lei, quindi va bene comunque, ecco. Ancora a Rapallo, perché si sono completate le operazioni di rimozione del Suegno, l'imbarcazione che era arenata dal giorno successivo della mareggiata al centro del golfo di Rapallo. Questo permetterà di proseguire con la rimozione delle altre imbarcazioni rimaste. E poi a Chiavari, perché proseguono i rilievi per scattare foto tridimensionali ai ponti che attraversano il torrente Rupinaro. E ancora a Rapallo, per la festa, torneremo a Rapallo per la festa dei 100 anni della signora Rosanna Ridone, festeggiata alla residenza Anni Azzurri. Vediamo i servizi. Sono da poco passate le 17 quando lo yacht caricato a bordo della Chiatta lascia il centro del golfo di Rapallo, lì dove la furia del mare lo aveva fatto affondare nella notte tra il 29 e il 30 di ottobre. A quasi 5 mesi di distanza e un lungo lavoro preparatorio per abbassare i fondali e i rinvii per le condizioni meteo non favorevoli, il Suegno, l'imbarcazione lunga 38 metri e del peso di quasi 200 tonnellate di proprietà della famiglia Berlusconi, è stato rimosso. Al lavoro dalle prime ore di questa mattina 2 gru del consorzio Visond, realtà a
a cui sono affidati i lavori di recupero delle barche affondate, e gli uomini della Capitaneria di Porto che hanno presidiato l'area e controllato che non si verificassero problemi ambientali. L'operazione è stata piuttosto complessa perché il relitto era praticamente vincolato al fondale, c'era molto fango presente sul fondale e al di sopra del relitto stesso, quindi è stato necessario prima di vincolarlo dal fondale, creando anche un passo d'accesso dei mezzi appunto tra virgolette dei mezzi tecnici specializzati per la rimozione del relitto. Quindi è stato prima necessario anche un'operazione di livellamento proprio per garantire che prima i mezzi arrivassero in prossimità del relitto, poi lo stesso venisse ripulito senza che lo stesso si potesse in qualche modo rompere, quindi creando dei pregiudizi per l'ambiente marino. Il Suegno, ora trasportato all'interno di quello che resta della diga foranea del porto di Rapallo, sarà ulteriormente alleggerito e verrà poi trasferito a bordo di un pontone in un cantiere navale di Genova. La sua rimozione dal centro del golfo apre la strada al pontone, che potrà così raggiungere le ultime imbarcazioni spiaggiate proprio a ridosso della passeggiata, che saranno portate via nei prossimi giorni. In questo momento abbiamo lungo la passeggiata sempre le 10 unità che verranno appunto rimosse successivamente alla rimozione del Suegno, mentre invece nella parte del fondale, quindi comprendendo la parte pubblica e la parte in concessione al porto Carlo Riva, siamo intorno alle 30-32 unità. All'appello manca solo il ponte di via San Pier di Canne. Le rilevazioni con il laser scanner saranno effettuate nella mattinata di domani. Dopo quelle di via Descalzi e Corso Genova, oggi è stata la volta della struttura di Corso Italia ad essere finita sotto l'occhio elettronico della strumentazione, che effettua una scansione tridimensionale dell'area circostante nella quale viene collocata. Questo per scattare una sorta di fotografia. Questa è quella in bassa risoluzione del ponte di Corso Genova, con un elevatissimo grado di dettaglio, che sarà utilizzata in un secondo tempo dagli ingegneri per elaborare i dati in fase di collaudo. Sono operazioni propedeutiche all'ingegnere che poi si occuperà appunto del collaudo. Il rilievo consente di avere tutti i dati dimensionali del ponte, e quindi il rilievo poi è svolto con un laser scanner, quindi in modalità 3D, viene realizzata una nuvola di punti colorata tra l'altro, quindi rende evidenti tutti i punti del ponte. E da lì poi viene fatto uno studio per poter realizzare il collaudo. Una strumentazione all'avanguardia, poche sul territorio di questo tipo. Sì, è una strumentazione che conta circa 4-5 unità sul territorio, è molto particolare perché consente di fare rilievi ovviamente anche al buio, perché lui batte dei punti, non ha necessità di luce, e se c'è la luce ovviamente può fare anche rilievi fotografici. Perché è importante fare un'operazione di questo tipo? Un'operazione di questo tipo è importante proprio perché si va a cristallizzare uno stato di fatto del ponte, che poi ovviamente l'ingegnere può utilizzare per fare tutti i suoi calcoli statici e verificare eventuali assestamenti o flessione in base al carico. Quanti ponti sono stati studiati in questo modo? Sono 5 ponti, 2 sono già stati realizzati prima. Adesso qua abbiamo Corso Genova, Corso Italia, il ponte di San Pier di Canne, una passerella pedonale in via San Rufino e il ponte di via Descalzi, che è il ponte storico. Rosanna, come si arriva a 100 anni? Bene così, senza fare niente. Sì, si arriva con la buona volontà. Cosa ci racconta della sua vita? Cosa c'ha che si ricorda con piacere? Ho sempre fatto tante cose, tante. Mi hanno detto che lei è una buona ma severa. Sempre sono stata severa con i miei figli, perché ci vuole la severità, ci vuole. Però dicono anche buona. Quello lo devono dire loro. Mi dice una cosa che si ricorda con più piacere dalla sua vita. La crescita dei miei figli. Sono solo 2 però. Sono stata molto contenta. Invece oggi questa bella festa se l'aspettava? No,
Questa proprio no, è stata una sorpresa meravigliosa. Sono molto contenta, molto, molto. Una grande festa oggi per la mamma. Assolutamente sì, anche perché è ragione perfetta e contenta. È informissima. È informissima, sì. E com'è arrivata così bene a 100 anni? Con la sua forza di volontà e serenità. Nella vita cosa ha fatto? Ha lavorato, ha avuto dei duri colpi, si è ripresa, ha tirato su 2 nipoti. Vediamo un po' i nipoti cosa dicono della nonna così severa. I nipoti hanno avuto una nonna squisita, una nonna generosa, una nonna piena d'amore, severa, ma che ci ha insegnato tanto e continua a insegnarci tanto, perché è in gamba, perché è lucida, perché è presente e vuole bene ai nipoti, ai pronipoti e alla figlia. E la nipote? Ho un ricordo bellissimo perché lei mi è sempre stata come a farmi studiare, a portarmi a tennis, a insegnarmi a vestirmi, perché lei è sempre una donna elegantissima e adesso che ho 2 bimbe mi aiuta a crescerli. Vabbè, adesso non sono più a Genova, sono a Milano, però lei c'è sempre, assolutamente. Siamo così arrivati alla giornata di mercoledì. La Regione ha distribuito i fondi per i comuni danneggiati dalla mareggiata e arriveranno in totale 205 milioni per i comuni della Liguria. Poi a Santa Margherita Ligure proseguono gli interventi di riqualificazione agli edifici che ospitano le scuole cittadine e vedremo cosa è stato fatto in questi mesi. E poi parleremo di trasporti con il servizio di collegamento tra le cittadine del Tigullio e l'aeroporto Cristoforo Colombo, un servizio messo in campo da ATP per il quale però mancano ancora dei finanziamenti. Vediamo. Per la Giunta regionale il risultato è storico, ottenuto dalla somma di diversi finanziamenti. La Liguria non ha mai visto uno stanziamento simile, ha detto oggi Toti in conferenza stampa. I fondi contribuiranno a realizzare centinaia di interventi a neanche 5 mesi dall'ondata di maltempo di fine ottobre. 800 i cantieri che saranno aperti. I risarcimenti dei privati inoltre copriranno il 75% dei danni ed è la prima volta che accade. Le somme urgenze dei comuni saranno coperte al 100%. Pioggia di soldi anche nel Tigullio. Tra i contributi più importanti ci sono i 700.000 euro per la risistemazione di Renà a Sesti Levante, 483.000 per la ricostruzione delle passeggiate a mare di Zoagli, 450.000 per la zona di Paraggi, 200.000 euro per la pulizia del fondale nel Golfo di Rapallo. Direi che è unico per la tipologia degli interventi, cioè noi abbiamo sommato i classici interventi di protezione civile stanziati dal governo al fondo strategico regionale che per la prima volta si è aperto anche alla difesa del suolo e quindi alla messa in sicurezza del territorio e ovviamente anche per la prima volta i risarcimenti entro i 5 mesi dall'evento per i privati cittadini e per le attività economiche. Tutto questo lo si ottiene con una grande collaborazione istituzionale, quindi Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, Governo, Regione e soprattutto i sindaci dei territori che sono stati come dire, il nostro alter ego fondamentale per la compilazione delle richieste di danno prima e delle priorità adesso 2019 sul quadro appena approvato, lo saranno evidentemente anche per il 2020 con gli altri 100 milioni che distribuiremo. Sono stati completati 4 dei 5 cantieri aperti nelle scuole di Santa Margherita Ligure, finanziati dall'amministrazione comunale con fondi derivanti dall'avanzo di bilancio. Erano 5 cantieri, pertanto la difficoltà è stata anche quella di sovrapporre poi la periodizzazione di svolgimento dei lavori senza che si intralciasse un cantiere con l'altro. Sono stati lavori di riqualificazione sia interna che esterna delle principali scuole cittadine. Nella scuola materna di San Siro è stato completato il cappotto termico, che permette il risparmio energetico. Invece nella scuola media Vittorio Girossi sono 2 gli interventi già completati. Significativo sicuramente quello che ha ripristinato una condizione di riqualificazione, di modernizzazione degli spogliatoi e dei bagni dell'istituto che obiettivamente necessitavano di intervento da molto tempo. Poi c'è stato un intervento significativo non soltanto della scuola dell'istituto comprensivo Vittorio Girossi ma anche dell'istituto Cabotto, un rifacimento completo di tutta la parte dei serramenti.
Sta per essere ultimata la riqualificazione degli spazi esterni, tanto per la scuola media che per la elementare Scarsella. Alle nostre spalle c'è la scalinata che è già stata ripristinata in condizioni nuove, ma anche tutta questa parte su cui siamo noi adesso, e la parte di giardino esterno della Scarsella, è stata in parte e in parte deve ancora essere oggetto di intervento. Se vedete poi il giardino della Scarsella, davvero, se uno valuta il prima e il dopo, ora è molto bello, accogliente per i bambini e per i ragazzi. Anche la mensa, la parte della copertura è stato oggetto di intervento, dunque è stato proprio una rivisitazione complessiva dei nostri plessi scolastici. In particolare nella scuola elementare sono stati realizzati nuove aule e laboratori. In accordo con la scuola abbiamo realizzato nuove aule didattiche, laboratori, aula informatica, cioè degli spazi che siano strutturati per poter immaginare uno sviluppo, diciamo, del coordinamento scolastico a favore dei nostri ragazzi. Credo che questo sia proprio il dato fondamentale, che dietro c'è un'idea condivisa tra pubblica amministrazione e scuola, finalizzata a fornire ai ragazzi uno spazio in cui poter studiare bene, in cui poter vivere bene la scuola, ma anche con dei passaggi logici che consentano poi lo sviluppo di una formazione che sia di più ampio respiro. Per ripetere l'esperienza del bus navetta dal Tigullio all'aeroporto di Genova servono 150.000 euro. La cifra è stata identificata da ATP dopo un'attenta analisi dei costi. Lo scorso anno il servizio ha dato risultati positivi, soprattutto sul Tigullio occidentale, dove si concentra la maggior parte delle strutture alberghiere. In questi mesi ATP ha chiesto ai comuni da Sestri Levante a Portofino di fare la loro parte e dare ciascuno un contributo a favore del bus navetta e quindi a tutti i turisti e non solo. Ad oggi però la cifra necessaria non è stata raggiunta e il collegamento con lo scalo genovese rischia di saltare. Il collegamento interesserebbe sia il Levante che il centro del Tigullio, quindi Rapallo, Santa Margherita e Portofino. In questo momento fra tutti gli enti, se non ricordo male, si arriva sui 100.000 euro. Quindi non ci sono le condizioni minime per cominciare il servizio navetta, perché faremo un servizio in perdita e la nostra azienda non si può permettere di fare un servizio in perdita. Avevamo fatto il servizio sperimentale che era andato pari grazie al contributo di una compagnia aerea che quest'anno non ci sarà più, o almeno sembra che non ci sarà. È sicuramente un peccato, però non ci stiamo arrivando e quindi se ci fermiamo a 100.000 non lo possiamo fare. Il tema è stato affrontato in diretta TV con l'assessore regionale Gianni Berrino, che ha invitato le amministrazioni ad agire in sinergia e ad attuare un sistema per rifinanziare il servizio di bus navetta verso l'aeroporto, molto utile se si vuol puntare su una valorizzazione del turismo. Con la tassa di soggiorno, se c'è l'accordo con le associazioni degli albergatori, si può utilizzare la tassa per pagare, per finanziare anche dei servizi, non solo manifestazioni e promozione, ma ritengo che uno shuttle per l'aeroporto, per una zona così vicina, che però deve attraversare Genova, farebbe bene sicuramente al turismo del Tigullio, ma farebbe bene anche all'aeroporto di Genova, perché eliminerebbe definitivamente il Tigullio dalla concorrenza con l'aeroporto di Pisa. Si avvicina la scadenza elettorale di fine maggio in cui saranno chiamati al voto tanti cittadini residenti nei comuni del Tigullio e arriva l'appello da parte del forum delle famiglie, delle associazioni familiari, che invita i candidati sindaco a adottare politiche a favore della famiglia. Sentiremo l'appello, ma parleremo anche dell'incontro che si è svolto a Rapallo, che ha visto protagonisti l'ex calciatore Beppe Bergomi e Samuele Robbioni, che appunto hanno parlato dei temi dello sport ma anche dell'educazione. Vediamo. Partiamo dalla prima, qual è? La prima è quella di creare un assessorato alla famiglia. Se poi il candidato sindaco ritiene di creare un assessorato ai servizi sociali alla famiglia, a noi va benissimo. L'importante è che si comprenda da parte delle amministrazioni comunali che l'assessorato ai servizi sociali è lì per dar risoluzione, tamponare, mentre un assessorato alla famiglia mette in campo politiche pro family per prevenire il disagio, povertà e quant'altro. Nei pochi comuni italiani dove questo è stato fatto, che benefici ha portato? Una speranza. Infatti l'indice di natalità, l'inverno demografico come lo chiamiamo noi, ha trovato una soluzione. Si arriva ad avere 2 figli per famiglia, che è quello che tutti auspicano. Qual è la seconda proposta invece? È quella di creare dei tavoli di ascolto, confronto, collaborazione
in modo da affrontare tutti i problemi che riguardano natalità, educazione, rapporti famiglia-scuola, anziani, sport. Noi abbiamo esperienze ormai ventennali in comuni che chiamiamo virtuosi italiani e abbiamo esperienze delle nostre associazioni. Oppure possiamo anche rispondere a dei bisogni, a delle richieste da parte dei comuni per fare noi delle proposte su loro bisogni intercettati con i servizi sociali. Nel Tigullio ci sono già esperienze di tavoli? Sì, la più attiva sono 2 anni, sono i tavoli col comune di Chiavari, tavolo famiglia, e adesso stiamo entrando nel tavolo scuola, nel tavolo sport, poi a Sestri Levante col tavolo solidarietà. Mental coach, cosa significa questa professione? Significa aiutare i ragazzi che fanno sport, gli atleti professionisti, i giovani del settore giovanile a prendere consapevolezza delle loro capacità, lavorare molto sul concetto di motivazione, che vuol dire la motivazione è sempre una scelta. Io non amo molto la categoria dei motivatori, credo che sia importante man mano che si cresce capire che la motivazione che fa la differenza è la motivazione interiore. Quindi lavorare molto sul loro concetto di talento senza dimenticare che il talento non serve a nulla senza l'allenamento. Quindi molto credere nella fiducia in se stessi, che forse è un aspetto che oggi i ragazzi fanno fatica a far emergere, e anche, come dicevi, un aspetto dell'impegno, non basta il talento. Assolutamente, io credo che nello sport occorra più coraggio nel fidarci dei giovani, nel lanciarli, nel farli mettere in discussione. Quando un allenatore, quando un coach, che sia di basket, di calcio, di rugby, mi chiede: questo giocatore secondo te è pronto per fare il salto nel settore giovanile? Io dico sempre: guarda mister, stai sbagliando persona, questa domanda non la devi fare a me, ma la devi fare al ragazzo che tu hai scelto. Cerchi di trasmettere a loro un po' il tuo vissuto, quello che è stata la tua esperienza, far capire loro determinate cose che per raggiungere gli obiettivi bisogna fare un po' di fatica, ma poi la cosa bella è che stanno attenti. Io a quell'età sono come delle spugne che apprendono. Si è parlato di scelte, si è parlato di credere in qualcosa, insomma tutti messaggi che si ritrovano un po' in quello che è stato il tuo vissuto. Per questo, no? Che nel senso che non ho fatto un sacrificio, ma ho fatto un po' di fatica per raggiungere determinati obiettivi. Ho avuto anche la giusta dose di fortuna, perché ci vuole anche quella, però poi mantenere 20 anni di carriera a quel punto non è più questione di fortuna, ma questione di abilità, di allenamento, di saper soffrire, di saper leggere i momenti di difficoltà, nel saper gestire le emozioni, tutte quelle cose lì, insomma, che hanno caratterizzato un po' tutta la mia carriera. Continuiamo con la giornata di venerdì, una giornata importante per il comprensorio. È stato infatti approvato dai sindaci della conferenza della ASL 4 il bilancio di previsione 2019 e andremo a vedere nel dettaglio i numeri di questo documento contabile. E in tema di numeri abbiamo fatto anche il bilancio dell'attività nel 2018 della Fondazione Antiusura, la sezione che è attiva all'interno della diocesi di Chiavari. Parleremo poi della campagna della Lega Navale Italiana contro la plastica in mare, che ha coinvolto quasi 200 studenti delle scuole del comprensorio, e infine per lo sport il trofeo Chiara Rama, che è stato organizzato a Rapallo dalla Rapallo Nuoto e ha raccolto fondi per il guscio dei bimbi del Gaslini. Vediamo tutti i servizi. Abbiamo assolutamente bisogno di aumentare le risorse umane, abbiamo l'intera copertura bilancio, quindi questi 2,6 milioni in più sono previsti per l'assunzione di personale. Un 2019 che vedrà l'assunzione di nuovo personale per l'ASL 4 chiavarese e quella relativa ai costi del personale, ipotizzato un aumento di 2,6 milioni di euro compreso l'atteso rinnovo contrattuale di categoria, la voce più consistente nelle variazioni previste nel bilancio previsionale 2019. Il documento, che chiude a 222 milioni di euro, è stato presentato dalla direzione dell'azienda sanitaria del Tigullio ai sindaci della conferenza dell'ASL 4 riuniti nell'aula consigliare di Palazzo Bianco a Chiavari.
Complessivamente scendono di 1,5 milioni di euro le risorse rispetto al 2018. Il bilancio consuntivo definitivo sarà approvato entro il mese di aprile. Questo a causa della riduzione di oltre 1 milione di euro di trasferimenti dalla Regione Liguria, differenza a cui l'azienda farà fronte con una riorganizzazione della spesa e senza compromettere gli investimenti programmati. Quest'anno non andremo ad agire su innovazioni strutturali particolari, ma fortunatamente le nostre previsioni negli anni passati sono state strategiche e quindi noi abbiamo assicurato all'azienda tutti gli investimenti che erano necessari per fare fronte alle innovazioni che sono assolutamente necessarie. Per fare fronte alla riduzione dei trasferimenti, inoltre, l'azienda ridurrà gli accantonamenti e l'acquisto di beni per quasi 2.600.000 euro. Il 2019 vedrà l'acquisto per l'ospedale di Lavagna di una nuova TAC e di un sistema di analisi interoperatoria per i raggi X. Nel corso dell'assemblea dei sindaci, il direttore generale ha illustrato le diverse voci che compongono i capitoli di bilancio. Particolare attenzione è stata riservata agli investimenti programmati. Nel prossimo triennio saranno oltre 13 milioni di euro messi a bilancio per completare la riorganizzazione della rete ospedaliera iniziata quest'anno, 4,5 già disponibili a partire dal 2019. Il nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna e il centro di riabilitazione del nosocomio di Sesti Levante sono le due grandi sfide che verranno affrontate con voci di spesa che nell'arco dei prossimi 3 anni superano i 3 milioni di euro. Sono stati 72 nel 2018 gli ascolti effettuati dalla sezione della Diocesi di Chiavari della Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso. Per 14 di questi è stato avviato un percorso di sostegno attraverso finanziamenti che complessivamente hanno messo in moto 84.750 euro. Dati in flessione rispetto al 2017, anno record con 20 erogazioni per un totale di quasi 159.000 euro, ma che rientrano nella media degli ultimi 10 anni di attività di una realtà che dalla sua nascita è rimasta sempre al fianco di coloro i quali attraversano un momento di difficoltà economica e che corrono il rischio di finire nella morsa degli usurai. Nel 2018 la tipologia dei bisogni fronteggiati dalla Fondazione risulta diversificata, con una prevalenza delle situazioni di debolezza imputabili alla precarietà del lavoro. In forte aumento anche le cessazioni di attività a causa dei risultati gestionali negativi. In questi ultimi 10 anni ammontano a 876.253 euro i finanziamenti affidati a 147 soggetti che anche attraverso un accompagnamento di tutoraggio finanziario hanno cercato di fare fronte, quasi sempre riuscendovi, ad una situazione di non accesso al credito bancario che impediva loro di risollevarsi. Negli ultimi 6 anni, a fronte di una crisi economica che si è fatta sentire, è triplicata l'entità dell'aiuto erogato, più 284,5%, facendo salire la cifra dai 2.128 euro, che era nel 2012, ai 6.054 euro del 2018. Va tenuto presente comunque che il dato medio riflette una certa erraticità delle richieste di aiuto, spiegano i responsabili della Fondazione, il cui importo varia in base ai bisogni che emergono caso per caso. Si va da richieste di poche centinaia di euro ad altre ben più rilevanti che peraltro all'interno di un tetto che di norma non può superare i 30.000 euro. Quest'anno i dati del consuntivo sono stati suddivisi anche rispetto ai 3 distretti sociosanitari che compongono il Tigullio. Si è visto così che più della metà delle persone finanziate, 8 su 14, per un ammontare di 58.600 euro, risiede nel distretto chiavarese, che oltre a Chiavari, Levi e Lavagna comprende le valli Fontanabuona, Sturla, Graveglia e Aveto. Nell'area sestrese, che oltre al capoluogo comprende Moneglia, i comuni della Val Petronio ed alcuni comuni della provincia di Spezia, le erogazioni hanno riguardato 4 persone per un ammontare di 14.650 euro. Infine, 2 prestiti per un importo complessivo di 11.500 euro sono stati accordati a persone residenti nel distretto di Rapallo. Anche un disegno può aiutare a combattere la plastica in mare. Ma allora la cosa importante è proprio questo, lo sapete, nell'età evolutiva il disegno è un'espressione di alcuni concetti. Noi andiamo a scuola a far riflettere sui comportamenti dei grandi e come i piccoli possono aiutare noi grandi a essere più sensibili. Loro interpretano le cose e veramente lì dentro si vede come hanno interpretato i messaggi che mandiamo, in perfetta autonomia e anche unendo tutto quello che sentono alla televisione, a casa, eccetera. Questo è il feedback importante, credo che le insegnanti su questo abbiano veramente insegnato a tutti noi come si lavora. Avete inventato anche un TG Mare per dire no alla plastica in mare? Sì, perché esiste il telegiornale che parla anche di questo e allora noi per la plastica abbiamo inventato TG Mare 2.
Ecco, sono brutte notizie in questo TG o sono belle notizie? Sono delle notizie che servono per capire quali sono i comportamenti giusti da fare. C'è troppa plastica in mare? Sì. Come avete pensato questo lavoro? Allora, innanzitutto siamo partiti dal presupposto che bisognava parlare di microplastica e allora dopo aggiungendo i disegni che sono stati attaccati, erano disegni già messi su un foglio di carta bianca e poi stati attaccati sul cartellone. Mi hai citato la microplastica, che cos'è? La microplastica è la plastica che, insomma, è plastica che è più piccola. E cosa si può fare per ridurre la plastica in mare? Che cosa vi hanno spiegato? Si può riciclare. Prima che finisca in mare? Sì. Ed è un problema la plastica in mare? Sì. Perché questo? Perché i pesci la mangiano e poi i pesci li mangiamo noi. Quindi è un problema per noi e per i pesci. Non si riesce ad entrare nelle gradinate in piscina qua a Rapallo e il merito di questa cosa qui non è del Fondo Chiararama, il merito di un tale successo di questa manifestazione è del Rapallo Nuoto, dei signori Martini in particolare, che si sono fatti in 4 per mettere in piedi questa bellissima cosa. 280 bambini in gara con 800 presenze gara, più lo staffettone dei master, più le prove di salvamento, quindi una cosa veramente stupefacente. Non c'era modo migliore per ricordare Chiara, ecco. Assolutamente no, visto quanto Chiara era legata al mondo del nuoto. Qua ho reincontrato nelle persone che sono o nel pubblico o nei partecipanti alle gare del master, amici ed amiche di Chiara dei vecchi tempi che continuano a essere legatissime a noi, al nostro fondo e che continuano a essere presenti ed aiutarci in tutte queste cose. La Fondazione Chiararama da anni aiuta l'istituto e in questo ultimo periodo ha preso in adozione il guscio dei bimbi, quindi collabora con noi per quanto riguarda un progetto di supervisione psicologica sia per quanto riguarda i pazienti ma soprattutto per quanto riguarda il personale che è impegnato in questa attività. Si tratta ovviamente di un'attività ad alto impatto emotivo, capite, lavorare con questi bambini e con queste famiglie ha un impatto molto importante e quindi è necessaria una supervisione. Grazie alla Fondazione Chiararama avremo la possibilità di avere uno psicologo che si prende cura di chi cura i bambini. Noi devolveremo l'incasso delle gare, dei programmi, di tutto al Fondo Chiararama che a sua volta lo girerà al Gaslini di Genova. Siamo riusciti a fare nostra, tra virgolette, questa manifestazione perché era da un po' di anni che non si faceva più, l'abbiamo ripresa l'anno scorso con Paola Rama e abbiamo messo in su un bel giocattolo soprattutto per i bambini, per i più piccoli, per quelli che non hanno la possibilità di gareggiare già nelle competizioni ufficiali della FIN. Un uomo può essere irregolare ma la sua dignità è prioritaria e questo è il messaggio emerso a Chiavari nel corso dell'incontro che si è svolto a Casa Marchesani. Nessuno è illegale. Si sono messi sul tavolo i temi del decreto sicurezza e del documento fratellanza umana. E poi torneremo a parlare di sanità perché si è svolta l'assemblea annuale del Comitato Assistenza Malati Tigullio che ha tracciato un bilancio del piano di riorganizzazione ospedaliera della ASL 4. Vediamo. La dignità dell'uomo viene prima del suo essere riconosciuta da qualcuno, non è data e non è concessa. Una persona può essere irregolare secondo la legge, ma la sua dignità è sempre autentica. Da questo concetto ha preso le mosse il convegno Nessuno è illegale, promosso dalla Caritas diocesana. Sul tavolo un confronto tra 2 testi. Il primo è il decreto sicurezza del governo italiano, considerato dai relatori un documento confuso, portatore di insicurezza e paura.
e la paura è molto facile da governare da chi vuole strumentalizzarla per i propri fini. Non bisogna avere paura, perché se abbiamo paura di quello che sta accadendo ci chiudiamo, e se ci chiudiamo deleghiamo di fatto il nostro potere istituente ad altri che lo utilizzano al di fuori del controllo. Io credo che l'Italia oggi abbia bisogno innanzitutto di riflettere, di ragionare e di riprendere quella cosa che è radicata nel suo spirito e nel suo DNA, che è l'apertura, la curiosità verso l'altro che non abbiamo più e che invece può diventare il motore di nuovo cambiamento, nuovo sviluppo, nuova generazione di valore. Il secondo documento è la Fratellanza Umana, un testo firmato ad Abu Dhabi dal Papa e dal grande imam di Al-Azhar, dove si mette in luce il progetto comune di entrambe le religioni, quello di camminare insieme. Parte da questa consapevolezza che la fede dà a entrambi, che c'è un cammino comune e un progetto comune e un destino comune su cui si può lavorare imparando a diventare fratelli, facendo strada insieme. In diocesi il progetto di accoglienza è seguito dal villaggio del ragazzo con fatiche e successi. Tuttavia il compito della Chiesa non vuole essere soltanto sociale ma educativo, diffondere cioè la cultura dell'accoglienza. Il nostro è un servizio sociale certo, ma che ha una ricaduta nella comunità, cambia la mentalità, cambia la cultura. Una comunità autentica, una comunità accogliente perché ha imparato dall'accoglienza a essere accogliente. L'Assemblea ordinaria dei soci del Comitato Assistenza Malati Tigullio ha approvato il bilancio 2018. Le cifre danno una dimensione dell'importanza del ruolo che questo ente ricopre sul territorio. 627 ammalati aiutati, oltre 5.000 euro erogati per prestazioni ed interventi a persone bisognose, poco meno di 90.000 euro per borse di studio e 10.000 euro destinati alla Fondazione per la ricerca e trapianto del midollo osseo. La voce più cospicua riguarda l'acquisto di un nuovo impianto radiologico telecomandato, recentemente inaugurato all'ospedale di Lavagna per un valore di 244.000 euro. Al di là dei numeri, l'impegno principale del Comitato è quello di favorire l'interesse da parte dell'opinione pubblica sui temi legati alla sanità. Nella nostra ASL, ha ricordato il presidente Giancarlo Mordini, si sta respirando un venticello di novità, ma il cammino resta ancora lungo. Noi abbiamo detto che bisogna fare ancora uno sforzo per almeno completare la prima fase e portare, siccome tutte le sale operatorie sono a Lavagna ormai, portare la nefrologia e la dialisi a Lavagna, perché i dializzati hanno bisogno di avere le sale operatorie vicino a dove fanno la dialisi, e poi portare sempre a Lavagna l'anatomia patologica. Al di là delle polemiche e dei campanilismi, il piano di riorganizzazione ospedaliera, secondo il Comitato, deve procedere mantenendo tutti gli impegni assunti, comprensivi anche delle case della salute, senza favorire i grandi interessi di pochi a scapito dei bisogni di molti. Il Servizio Sanitario Nazionale dà cure gratuite a tutti e purtroppo il privato vuole la torta, la fetta di torta grossa, e in questo modo la sanità pubblica verrà distrutta. Gli abitanti del Tigullio devono essere fieri dei loro ospedali? Questo l'ho proposto, non ci siamo ancora vicini, però ci si può arrivare con la volontà, con la forza di tutti. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Lo spazio adesso è il nostro approfondimento. 21 marzo, primo giorno di primavera, ma anche giornata di ricordo e in memoria per l'impegno di tutte le vittime delle mafie. Come manifestazione centrale della Liguria è stata ospitata a Sestri Levante. La manifestazione organizzata da Libera ha visto la partecipazione di quasi 2.000 persone in corteo e poi la lettura dei nomi delle vittime in piazza. Vi racconteremo quello che è successo durante questa giornata nei prossimi servizi. Al termine si conclude questa edizione del TG Guardando la Settimana, che torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento. Giorgio Verdura, Emanuele Notarbartolo, Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti.
La lettura dei nomi delle 1111 vittime delle mafie dalla fine dell'Ottocento al 2018 e prima ancora il lungo e colorato corteo che sotto un cielo di primavera sferzato dalla tramontana da Piazza della Repubblica ha raggiunto Piazza Matteotti attraversando parte del centro e del lungomare. È stata Sestri Levante quest'anno ad ospitare la 24esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata in tutta Italia dalla rete di Libera e da Avviso Pubblico. Orizzonti di giustizia sociale è stato il tema che ha accompagnato la manifestazione che nel Tigullio ha visto la partecipazione di quasi 2000 persone. Ci sono ragazzi delle scuole dalle province di Spezia e dalla provincia di Genova, abbiamo nel Savonese e nell'Imperiese altre manifestazioni, sono in tutto 7 le piazze di tutta la Liguria, Sestri Levante è quella centrale, ci sono le associazioni, ci sono le organizzazioni sindacali, ci sono i rappresentanti delle istituzioni, perché c'è bisogno di tutti per vincere questa sfida. Se da una parte gli studenti hanno fatto sentire la loro voce durante il corteo, i rappresentanti delle istituzioni con la loro presenza hanno portato una testimonianza importante per dire no alla mafia. È sempre un momento estremamente importante non solo per il ricordo, ma per riaffermare un principio, uno che non si può dimenticare, secondo che non si può assolutamente abbassare la guardia rispetto a fenomeni quali la presenza della criminalità organizzata, in cui nessun territorio può considerarsi totalmente indenne. La scelta della città di Sestri Levante è stata fatta per mantenere alta l'attenzione sulle dinamiche di infiltrazione e radicamento criminale che hanno interessato varie zone della regione e che negli ultimi anni hanno visto il Tigullio al centro di importanti operazioni della magistratura. L'unico comune del nord Italia attualmente sciolto per infiltrazioni mafiose è proprio il comune di Lavagna. Purtroppo nel nostro territorio ligure abbiamo delle evidenze e quindi dobbiamo tenere alta la guardia. Oggi le istituzioni sono qui, io oggi con la fascia della regione, proprio a simboleggiare che siamo tutti uniti contro la mafia. È un effetto molto positivo, ci incoraggia ad andare avanti nelle varie iniziative che ognuno nel suo ambito sta cercando di prendere in questi anni per contenere, se non proprio per sconfiggere, questo fenomeno delle mafie che sono sempre più pervasive, sempre più diffuse, anche nelle aree come la Liguria, dove erroneamente per anni si è ritenuto che di mafie non si dovesse parlare. Ecco, per anni si diceva la mafia non esiste e sul nostro territorio si è visto che in realtà non è mai stato così. Ecco, questa affermazione che in Liguria non c'erano le mafie era un'affermazione tanto diffusa quanto falsa, perché non è così almeno dai primi risultati che emergono, ma già dagli anni 60. Quindi non da ieri. Poi ovviamente il fenomeno si è ingrandito, ha preso maggior piede e oggi siamo in una situazione che, se non è proprio assolutamente preoccupante, è certamente di larga diffusione di organizzazioni di tipo mafioso. Qualcosa si sta facendo comunque per contrastare anche a livello istituzionale, non solo giuridico? Sì, ci sono tante iniziative, sia ufficiali, istituzionali, degli organi pubblici, a partire dai controlli e dalle verifiche delle forze di polizia fino agli interventi dell'autorità giudiziaria e ai vari procedimenti che sono stati aperti in questi ultimi anni, alcuni si sono già definiti anche con condanne, sia a livello di società, di collettività, che è molto importante perché se si riuscisse a far passare l'idea che quello da difendere è il bene comune e non gli interessi individuali, sarebbe già un passo decisivo per sconfiggere le organizzazioni mafiose.